Via degli specchi o via dei pali e dei cartelli inutili. Potrebbero essere queste le vere intitolazioni per via Fornaci, laterale di via Sant'Antonino a ridosso della tangenziale di Treviso. Via degli specchi per la quantità impressionante di superfici riflettenti antischianto presenti in poche decine di metri. 3 addirittura per uno stesso punto, 2 all'inizio della strettoia, una decina di metri prima e uno all'immissione con la strada principale. Che poi è anche il vero punto pericoloso, come sottolinea il comitato dei residenti, che più volte sono andati a tirare la giacca al sindaco di turno. 2 anni fa abbiamo fatto una raccolta di 1 migliaio di firme con tutta una serie di proposte relative alla mobilità dolce e alla viabilità e la messa in sicurezza di alcuni punti del quartiere. Una delle proposte che abbiamo fatto era proprio relativa a via Fornaci, perché questa via, soprattutto uscendo, innestandosi in via Sant'Antonino, Sì, vediamo adesso appunto la macchina dietro di lei. esatto, è estremamente pericolosa e è anche stata teatro di incidenti in passato. La nostra proposta, che era stata accolta dall'amministrazione, era quella di istituire un senso unico e quindi permettere solo a coloro i quali arrivano da via Sant'Antonino di accedervi. E allora ecco perché via Fornaci potrebbe essere rinominata via dei pali e dei cartelli inutili. Ecco i pali all'inizio della strettoia, ma soprattutto ecco i cartelli inutili, ovvero attenzione al dosso direzionato verso un campo con l'erba alta o questa freccia coperta da cellophane, per finire con questo divieto di transito che, come si vede, è bellamente violato. Al di là dell'ironia suggerita dai residenti, via degli specchi e dei cartelli inutili aspetta una risposta da Casugana. Hanno ribadito che l'intervento era cantierato, che sarebbe stato fatto in tempi brevi, come peraltro ci viene detto da diversi mesi a questa parte. Sperando, conclude l'associazione, che non diventi, come se fossimo alle fiere di San Luca, solo un gioco di specchi.